Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Dopo un periodo prolungato per tutte le vicissitudini che il nostro sindaco purtroppo ha avuto, è venuto a ritrovarci, quindi lo ringraziamo davvero, grazie signor sindaco, grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, ovviamente parliamo di tutto quello che sta accadendo in Italia e nel mondo per quanto colpito da questo maledetto virus. Allora prima, l'ho già riproposto in una trasmissione, però lo ripropongo perché ce l'hanno richiesto, le faccio vedere a lei ovviamente e a chi ci segue questo filmato che è abbastanza significativo. Se la regia lo vuol mandare in onda, grazie. Ho riflettuto molto in questi giorni, cercando di dare un senso, perché un fottuto senso ci dovrà pur essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato se il virus potesse parlare, e ho immaginato ciò che direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. E queste sono le parole che sono riuscito a mettere su un foglio. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Eh sì, sono proprio io. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò da voi. Perché sono qui? Beh, diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l'uno all'altro. Ero stanco dei vostri soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali e dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra abilità, della vostra ipocrisia e del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle vostre famiglie. Ero stanco delle poche attenzioni che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco della vostra superficialità. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello o dell'ultimo modello di smartphone e della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi discutere e litigare per motivi futili. Ero stanco delle continue risse tra chi vi governa e delle scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare. Ero stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno. Sono un virus. La mia azione vi costerà vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete cambiare rotta, per il vostro bene. Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie d'ora in avanti è semplicemente una: la vita. La vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli e nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali, non fate distinzioni tra voi. Vi ho dimostrato che le distanze non esistono. Ho percorso chilometri e chilometri in pochissimo tempo e senza che voi ve ne siate accorti. Io sono di passaggio.
Ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate. Respirate profondamente. Fate del bene, perché il bene vi tornerà sempre indietro con gli interessi. Godetevi la natura. Fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato. Ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio. Senza parole. Mi deve dire qualcosa, no? È cambiato, cambierà il mondo, il sindaco? Ma non so se cambierà. A parole sì, però vedo che io mi considero, ho sempre detto, fortunato, anche perché vivo in una regione fortunata. Oggi abbiamo grossi problemi, parlo ovviamente del Covid, però io vedo che all'interno della nostra regione siamo visti anche come sindaci, come capoluogo, sindaco capoluogo della regione, non ci sono polemiche. Per cui andiamo in linea, siamo perfettamente d'accordo con il Presidente Zaia. Si è emozionato un po'? Sì, mi ha lasciato un pochino... Vuole un po' d'acqua? Prendiamo un po' d'acqua? No, mi ha lasciato un po' pensare a tante cose. Per cui io veramente inorridisco a sentire notizie di regioni, sindaci che combattono il presidente della loro regione e viceversa, quando dobbiamo fare squadra assieme. Per raccattare qualche voto ne facciamo di tutti i colori, qualche consenso. Io mi considero fortunato perché veramente c'è un'idea comune di fare squadra in Regione Veneto e ci stiamo riuscendo. Sono contento di questo. Abbiamo una sanità, devo dire, eccezionale, sotto tutti gli aspetti. Per cui non sto facendo discorsi politici, sto facendo discorsi reali. La gente ha bisogno di concretezza in questo periodo. È un momento difficilissimo. Però a far sì che i sindaci siano tutti d'accordo con il Presidente della Regione, al di là di fare polemiche, penso che sia una grande fortuna per la nostra Regione e nel caso per Padova. Anche Padova c'è un problema, ovviamente. Però lo stiamo venendo fuori bene, molto bene secondo me. Io sono molto preoccupato perché mai avrei pensato quasi un mese fa che ero più ottimista, non pensavo di ritornare in una situazione come quella che siamo adesso. Però nel contempo sia sanità che l'accordo tra i sindaci e il Presidente della Regione, secondo me è positivo. Chiaramente ci sono dei problemi, noi cerchiamo di darci da fare per migliorare la situazione. La situazione vuol dire che io mi auguro e spero che il giorno 3-4 dicembre, sia una situazione sotto l'aspetto epidemia migliorata perché io sto pensando sia alla salute che all'economia, perché sono abbastanza vicino alle due cose. Natale è un mese importantissimo, non solo sotto l'aspetto economico, per l'Italia vale qualcosa come 20 miliardi di euro. Non solo sotto l'aspetto economico, ma sotto l'aspetto anche psicologico. Natale è un mese importantissimo in cui c'è effetto, sono regali, c'è tutto secondo me, per cui dà emozione il periodo natalizio. E far sì che il Natale non funzioni come siamo abituati a quando siamo nati, secondo me sarebbe veramente una sconfitta, un grosso problema. Noi stiamo facendo, anche sotto l'aspetto illuminazione della città, albero di Natale della città. Forse qualcuno li considera soldi spesi, potremmo spendere in altra maniera. Secondo me è un aspetto, e sono d'accordo con l'assessore Bresse, importantissimo. La devo fermare però, perché sennò mi sta facendo tutta la No, trasmissione. mi interessa chiarire il concetto. Tanti filmati, è un rapporto importante. Abbiamo modo perché di parlarne perché la gente, oltre che benessere fisico, economico,
deve essere sotto l'aspetto psicologico tranquillo. Sindaco, abbiamo molto tempo per parlarne nella trasmissione perché abbiamo una scaletta, l'abbiamo già andato nel commercio, avremo modo di parlare di quello che è uscito oggi sui giornali per quanto riguarda la grande distribuzione, insomma abbiamo modo di parlarne poi, però rimaniamo... Mi si toglie la parola, va bene. Come? Mi si toglie la parola, va bene. No, non le ho tolto la parola, certo. No, perché ritorniamo, eravamo sul Covid. No, mi ha impressionato moltissimo, devo dire, questo filmato, non l'avevo mai visto. Uno resta senza parole, veramente. Io spero, mi auguro che il mondo cambi, però non vedo sotto l'aspetto dei news, notiziari, telegiornali, non stiamo cambiando, siamo ancora egoisti, non ci rendiamo conto di cosa è successo. D'accordo. Senta, allora ritorniamo invece per quanto riguarda il Covid. Padova come sta vivendo? So che tramite l'ANCI il Comune deve trovare 10 sale per i medici di base, qualche posto non riuscite a trovarlo, mettete delle tende, mi può raccontare un attimino in prospettiva di questi... I medici di base che ha chiesto collaborazione, l'assessore Benzolini assieme al capo del gabinetto, il dottoressa Luciano Ferita, hanno trovato gli accordi per dare degli spazi. È importantissimo che i medici di base riescano a fare i tamponi. Questo vuol dire alleviare questo grosso impegno che ha l'US, che attualmente sta lavorando principalmente... Voi avete trovato 10 sale, mi sembra di aver capito. 9-10 sale, non ricordo esattamente, ma ovviamente c'è l'accordo pieno per dare una mano. Sta vivendo una pressione enorme la sanità, sta facendo tanti quei tamponi che sono una cosa incredibile, per cui va dato merito ai medici, all'ASL che sta impegnando moltissimo. Ovviamente quando ci hanno chiesto collaborazioni in medici di base abbiamo dato più che volentieri, fa parte dei nostri doveri. Insomma. Ecco, lei ha lanciato molti messaggi in questo periodo di avere un comportamento corretto, di rispettare i protocolli. La gente lo sta ascoltando? La sta ascoltando? Sì. Io sabato e domenica ho girato veramente il centro, al di là del piacere di girare il centro, ma io devo dire che i padovani sono veramente eccezionali. Mi avevo trovato pochissime persone che avevano mascherina abbassata, e quando dicevo per favore tirate su la mascherina, mettete la mascherina, tutti dico, scusi mi sono dimenticato, capita, però devo dire veramente bravi padovani. Io ho fatto anche mercato a Prato alla Valle, c'è stato se non erro un punto vendita su un banco che è stato sanzionato, un bar è stato chiuso, poche multe, ma non perché non volevamo fare multe, perché siamo bravi, lo dico con orgoglio. Il sindaco per esempio di Cittadella ha detto che è proibito fumare, ha preso questa decisione, c'è stato severo in modo tale che la gente non abbassi la mascherina. Lei ha in mente qualche ordinanza per questo weekend? A me non piacciono fare ordinanze a vuoto, non sto dicendo questo a vuoto, sto dicendo che mi sono fermato anch'io domenica, ho detto a 2 ragazzi, tirate su le mascherine ragazzi per favore, mi sto fumando, è vero. Però volevo confrontarmi, ho letto anch'io con interesse questa notizia, volevo confrontarmi con il direttore Flor, con Scibetta, il direttore dell'AS, per capire l'efficacia di queste cose. Non piace fare ordinanze per fare ordinanze, generiamo solo confusione. Ma non è per fare ordinanze, sindaco, è perché delle volte la gente non è disciplinata, non si rende conto che crea danni ad altra gente. Certamente sì, però devo dire, non ho visto questi comportamenti diffusi a Padova, sono veramente bravi. Io ho girato veramente tutti i mercati e devo dire che sono stato, mi hanno detto, la maggior parte, ma lo faccio per piaggeria o per altri motivi. Ho detto, grazie, siete stati bravi, parlando dell'amministrazione comunale. In particolare parlo di Bressa, sotto l'aspetto commercio e Ragona, perché siamo riusciti in pochissimo tempo a cinturare, a chiudere Prato alla Valle, che non è una piazza, non è una piazza qualsiasi, una delle piazze più grandi d'Europa, e fare entrata, uscita, per cui abbiamo ottemperato a quello che ha detto Zaia, cioè se non sono controllati non si poteva aprire, per cui siamo andati a fare, e tutti i negozianti e i banchi, il frutto e verdura, dicevano, meglio così che chiudere tutto quanto. C'era meno gente, 30-40%, al di là di quello che riportavano i giornali, meno gente con comportamento corretto. Non posso dire niente, io sono soddisfatto. Noi abbiamo fatto anche, abbiamo dato dei segnali importanti al commercio, che sembrano delle contraddizioni. Abbiamo permesso di parcheggiare gratis. Sì, ma poi arriviamo per il Natale, tutto per quanto riguarda il commercio. No, io volevo parlare di questa prima parte, volevo io devo dire, poi andiamo con tutte le problematiche della città, vede il titolo della trasmissione Padova che guarda il futuro, ovviamente. Sono soddisfatto veramente del comportamento dei padovani e dell'amministrazione comunale, sta facendo
sta assolvendo al massimo. Si può fare sempre meglio, sempre di più, questo è sicuro. Ecco, lei così, ne anticipo, ha una sensazione per questo virus che oggi ci sono ovviamente sempre, ieri 100 morti, in Veneto oggi 50, metà, ha la sensazione, il Presidente Zaia ha detto che la curva dovrebbe andare in senso opposto a quella che almeno per fine settimana. Ha questo sentore in prospettiva del Natale, così lei che... Io mi confronto spesso volentieri con l'unità sanitaria locale, con il direttore Flor. Sembra che stia attenuando, prego di Dio che sia vero, ovviamente per l'interesse di tutti quanti. Come sensazione sì, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, ovviamente. Se noi rispettiamo le regole di base ci vuole poco, molto poco, distanza, igiene, ricambiare l'aria, stare lontani. Se rispettiamo questa regola, secondo me, ne veniamo fuori. Non domani, inutile che ci facciamo illusione. Febbraio, marzo, aprile, maggio, non lo sa nessuno, finché non sarà arrivato il famoso vaccino. Nel frattempo bisogna contenere, convivere col virus, purtroppo non c'è niente da fare. Ma se noi riusciamo a limitare i contagi, i morti, perché questo è veramente importante, io dico che bisogna riuscirci e sono convinto che l'Italia, noi siamo sempre un po' disfattisti, non va bene niente, sempre gli altri sono più bravi, sempre gli altri, non è vero, noi abitiamo un paese eccezionale che si dà da fare, non invidio chi deve decidere a livello superiore perché vi garantisco che qualsiasi decisione c'è sempre qualcuno che non gli va bene. E poi abbiamo un vizio, è sempre colpa degli altri. E non è vero, non è sempre colpa degli altri. No, ognuno deve fare mea culpa e pensare, a quello che è successo. Perché quest'estate, ricordo, tutti quanti apriamo, andiamo in vacanza. Adesso nessuno si ricorda più. Anche lei lo diceva. No, certamente, ovviamente. Per cui abbiamo sbagliato tutti. Succede, ma anche perché pensavamo... siamo bravissimi a dare colpa agli altri. No, ma pensavamo che l'ondata, quella terribile ondata, finalmente fosse terminata. Era un pensiero a parte di tutti. Certo, però adesso tutti criticano chi doveva decidere, non ha tenuto chiuso discoteche, non ha tenuto chiuso negozi, ragazzi miei. Però non dalla parte dell'amministrazione, però dalla parte del governo, quando il comitato scientifico aveva detto e ripetuto che questo virus sarebbe ritornato, doveva quantomeno in certe regioni d'Italia nessuno pensava fosse questo il livello. Aumentare i medici. Oggi vedo la pubblicità che la RAI manda e dice ci vogliono dei medici in Campania, cioè quello dovevano prevederlo, insomma. Ma non è che si costruiscono medici o ospedali in 6 mesi, nei 6 mesi. Vabbè, adesso l'ultimo momento il Veneto è una situazione positiva perché negli anni ha investito, si può fare ancora di più sicuramente. No, ma le chiedo, Sindaco. Ma se qualche regione non ha investito nella sanità, adesso hanno i frutti negativi. Questo voglio dirle. Io vedo la pubblicità che mandano, ci vogliono dei medici nella regione Campania. Si sapeva anche prima, potevano metterlo 6 mesi fa, quello spot lì, questo voglio dirle. Invece che metterlo oggi, che sono passati 6 mesi, lo mettevano 6 mesi fa, magari qualcuno l'avrebbero trovato di più, questo volevo dirle. Invece è stato... giustamente o no, è pensato che questo virus fosse sparito del tutto. Non si costruisce niente in poco tempo, va fatto nel tempo, il tempo molto lungo, i medici non ci sono, gli anestesisti non ci sono, è difficile, anche noi abbiamo qualche sofferenza in termini medici sotto l'aspetto dell'anestesia, per cui abbiamo tutti quanti, condividiamo qualche amico, sappiamo perfettamente, per cui è difficile, le strutture ci sono. In qualche settore mancano i medici. Bene, allora speriamo che questo virus termini. Adesso guardiamo, questa mattina, Sindaco, siamo andati per Padova. L'avevamo già fatto la settimana scorsa, quando lei ha detto che ricandidarsi Sindaco la cosa potrebbe anche affascinarla e non smentirla e neanche confermarla, e lei l'ha detto. E questa mattina siamo andati in mezzo alla gente a chiedere cosa ne pensa del mandato del Sindaco Giordani, in prospettiva se il Sindaco avrà intenzione di ricandidarsi, e abbiamo fatto questa domanda ai cittadini padovani proprio questa mattina. Sentiamo cosa ci hanno detto. Assolutamente, sarei molto contento. Come mai? Perché mi piace Padova come adesso, mi piace come si respira,
Non mi piaceva il sindaco precedente, ahimè, nel senso che c'era sempre questo allarmismo di fondo, sempre queste. Invece adesso, diciamo, mi sembra un sindaco che ha fatto qualcosa per la città, per le persone, ha riaperto i parchi, si dedica alle persone. Sicuramente avrà anche i suoi lati negativi, ma sicuramente più positivi che negativi. Secondo me sì, farebbe bene perché non sta facendo male. Potrebbe ricandidarsi, ma dovrebbe essere più chiaro su alcune politiche che porta avanti il Comune, perché alcune sono abbastanza distanti dal suo pensiero quando vediamo quelle di coalizione civica, quindi c'è una differenza, una distonia che rende la cosa un momentino perplessa sul fatto che si possa ricandidare. Mi fa un esempio? L'esempio è l'esempio del traffico, dei parcheggi, cioè qua bisogna che ci mettiamo d'accordo sul fatto se vogliamo rendere la città vivibile giustamente, ma anche utilizzabile. Corso Milano è un esempio eclatante di come le cose sono andate male, di come la cosa è difficile. Secondo me sì. E quindi le sta piacendo come sta lavorando? Quello che Sì, mi sta piacendo. Tutto positivo qui? Sì, mi sembra di sì, abbiamo avuto di peggio, no? Ha fatto il suo mandato, è legittimo che si ricandidi, quindi penso che sia un'opportunità dare ai cittadini almeno di esprimere sul suo nome se le cose sono andate bene o meno. Lei sarebbe contento? Beh, contento è una parola grossa, direi che lo trovo giusto, questo sì. Forse no, diciamo che non rispecchia proprio le mie idee politiche il sindaco Giordani, ecco, per cui... Sì, non ho problemi a riguardo. Quindi è soddisfatto di come vede la città adesso? Sì, abbastanza sì. È difficile dirlo, è difficile. Io non me la sento di dare un giudizio così, ecco, diciamo. Obiettivamente ha portato dei buoni risultati alla nostra città di Padova e quindi ritengo che potrebbe assolutamente optare per la sua nuova ricandidatura. No, non sono soddisfatto perché in ogni modo ha aperto troppo ai supermercati e non so perché. No, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. Poi gli imprenditori devono fare gli imprenditori, non gli amministratori della cosa pubblica. Al momento non vedo diverse alternative, nel senso che i candidati attualmente penso che ci sia solo il sindaco Giordani. Sta bene anche Giordani, che mi sembra è come Bitonci, insomma. Non sento le differenze io sostanziali in città. Naturalmente chi sente di più le sente perché ha bisogno. Io no. Quindi se si ricandidasse lei non lo vede come... Nessun problema, sì. Se ritorna a Bitonci mi piacerebbe di più, ma non perché sono della Lega, perché mi piace il personaggio. Solo quello. Beh, la città è pulita, mi piace quello che sta facendo, quindi sì, sarei contenta. Per me è stato un bravo sindaco finora, anche poverino se penso che con i problemi di salute che ha avuto forse sarebbe bene stesse un po' più tranquillo, ecco, ma proprio solo ed esclusivamente per la sua salute. Ma come sindaco a me piace, come politico piace per la città di Padova. E spero lo faccia ancora di ricandidarsi, veramente, ha tutto il mio appoggio. Insomma, abbiamo fatto un po', c'è chi, però sa, non abbiamo messo tutte, magari poi qualcuno mi criticherà, abbiamo messo tutte quelle che abbiamo fatto questa mattina, però la maggior parte, di solito chi non vuole un sindaco, anche nelle precedenti amministrazioni quando facciamo queste interviste, dice no, non lo voglio più, anche quelli che sono contrari al suo pensiero, nessuno dice no, non lo voglio più, dice ma sì, però la maggior parte mi sembra che abbia un plebiscito Giordani, e ho voluto mettere questo servizio che dovevo mettere alla conclusione della trasmissione perché ha parlato dei supermercati, cosa che è uscita oggi sui giornali, quindi poi ne parleremo, perché altrimenti ritornavamo alle domande che le hanno fatto ai parcheggi, quindi ho detto anticipiamo questo servizio in modo tale che poi man mano che andremo avanti con gli argomenti da trattare in questa trasmissione abbiamo anche modo di chiarire questa intervista. Però è stato il fatto che la rivogliono tutti, ormai, tutti non insomma quelli che abbiamo la rivogliono tutti ho esagerato, sì, poi mi dicono non è vero, però diciamo che è un buon plebiscito,
Lei ha già chiarito le idee in questo senso, visto che le piace? Io penso che i cittadini interessi poco questo argomento, io credo francamente. Io credo di no. Ma manca una vita, manca un anno e mezzo. La interrompo, le spiego perché, e mi spiego perché le dico di no. Perché se fosse stato un sindaco antipatico, scorbutico, incapace, oggi, come già abbiamo visto altre volte, la piazza direbbe no, non lo voglio, ho fatto male, contesterebbe il suo operato. Ad oggi questa cosa non mi sembra, e quindi può essere che il cittadino, visto che lei è il primo cittadino in Padova, interessi. Che dopo lei voglia sminuire, fare il modesto, io capisco, però... No, io sto dicendo un'altra cosa, al di là che non ho deciso niente, deciderò, ma penso che di base, ai cittadini oggi non gli interessi questo argomento. Interessa due cose ai cittadini. Uno, la salute. Due, il lavoro. Tutto il resto non è un problema di oggi. E sono convinto che appassioni pochissimo questo problema qua. Io sono contento ovviamente di aver sentito questi giudizi dai cittadini, perché mi sono impegnato nei miei limiti, ovviamente, quello che sono capace di fare, non solo da solo, ma assieme ai miei. Ve lo ricordo veramente in maniera importante che se io ho fatto qualcosa è perché ho uno staff importante, assessori importanti. Ognuno dice, dopo dicono, ma sono molto diversi l'uno dall'altro. Per me è un valore questo essere diversi. E mettersi assieme valori diversi vuol dire trovare spesso e volentieri la soluzione giusta, penso io. Dopo è difficile, c'è tempo per pensare a queste cose, veramente tempo. Importante oggi pensare alla salute e al lavoro, questo è importante. Vabbè, io l'ho fatto vedere, ho anticipato queste interviste. È motivo di soddisfazione, ma mi capita spesso e volentieri con la gente che apprezza, qualcuno no, qualcuno sì, non so. Succede. Però dico, è motivo di soddisfazione. L'ho anticipato per il motivo che le dicevo, perché ci sono dei temi da trattare, allora... È affascinante, questo è il mio lavoro, l'ha detto Paolo Giaretta tempo fa, è forse il più bel mestiere del mondo. Io dicevo tanto tempo fa. Sì, ma perché? Perché pensare ai propri concittadini, alla propria città, è affascinante. Pensare di fare delle cose e che dopo la gente la apprezza e che restano un valore alla città, è bello. Certo. Dopo, tutto deve vedere se sono capace, non sono capace, se come si chiama, i cittadini condividono questo pensiero. C'è tempo per fare questo, molto tempo. Vi ricordo un anno e mezzo, sapete quant'è un anno e mezzo? Un anno e mezzo? Un anno e mezzo, ma sapete, noi siamo riusciti a cambiare un governo in un mese. Figurati cosa sta cambiando. Il tema della sua ricandidatura gliel'ho detto perché era un fatto che ovviamente siamo andati a fare le interviste, lei ne ha accennato la settimana scorsa, ma è chiaro nel concetto, ma ha detto lei lo dirò a Natale. Ha detto lei lo dirò adesso a Natale. non lo dico più a Natale, lo dirò più avanti. Allora, proprio come i politici fa, Cioè riesce a prolungare tutti i tempi, ha preso bene la parte. Non è importante, questo non è importante. L'importante è capire bene. In effetti allora non poteva dirlo che lo diceva a Natale. Ma io ogni giorno imparo qualcosa. L'ho detto 2 anni fa, lo dirò a Natale. Mi sono reso conto che è una cosa che ho detto sbagliata, ma faccio l'elenco delle cose sbagliate. Ne faccio un elenco che non finisce più. Intellettuale lei è bravissimo. Errori, ne faccio un sacco, vi garantisco. Ma sono anche talmente capace, tra virgolette, che riesco a nascondere gli errori. Mi viene da sorridere, la sua onestà intellettuale, che la conosco. È bravo, ha già detto che ha sbagliato a dirlo, perché almeno riconosce l'errore che ha messo. Ma certamente sì, ho fatto un elenco di errori, non avete neanche idea quanti ne ho fatti. Sì, no, ma anche in questo caso ha fatto l'errore di dire che a Natale lo avrebbe detto. Ma certo, perché è sbagliato, perché la gente non interessa adesso, non ne frega niente, la gente interessa 2 cose vitali, salute e lavoro. Tutto il resto e ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco.